supera agevolmente l'asticella. Il vantaggio intanto di Loria va aumentando e alle spalle di Loria c'è una coppia con Calabretta e Daddi, Graziano Daddi dell'Atletica Pistoia, che ora sta guidando, mentre si sta avvicinando anche Vittorio Ottoni della Fratellanza 1874. Dario Rappo sta guidando il gruppo, un gruppetto di 5 unità all'inseguimento, ed è in questo momento in quinta posizione, con al suo fianco Roberto Cavanna dell'Atletica Ambrosiana. C'è il primo tentativo di Monica Buizza della Virtus Castenedolo, non riuscito purtroppo, sulla quota di 1,42. Anche Buizza già si è migliorata in questa gara. Francesco Loria, Saverio Loria della Tortellini Voltan Martellago M50 continua la sua gara solitaria, passaggio ai 1200 metri, sembra anche piuttosto buona l'andatura. Nove giri alla conclusione per lui. Tanto in seconda posizione c'è sempre Graziano Daddi dell'Atletica Pistoia, seguito da Calabretta, e poi c'è Vittorio Ottoni che si è accodato alla coppia di inseguitori. C'è un terzetto quindi ad inseguire. Ancora un errore per Beate Mitterhofer. Vediamo il secondo tentativo di Ivana Fella della Giovanni Scavo. Sfortunata in questo valicamento Giovanna Fella. Va aumentando via via il vantaggio di Saverio Loria. Quando mancano 8 giri alla conclusione di questa sua gara, c'è sempre a inseguire Graziano Daddi davanti a Michele Calabretta e poi Vittorio Ottoni, e poi un quintetto che è guidato da Roberto Cavanna dell'Atletica Ambrosiana. Siamo al terzo tentativo per Beate Mitterhofer nel salto in alto. La portacolori del Sud Tirol Team Club si è già migliorata con 1,39 in questa gara. (7:02) passaggio al secondo chilometro di Saverio Loria. E non riesce il terzo tentativo, quindi conclude qui la sua gara l'altoatesina Beate Mitterhofer, mentre nei 5000 mancano 7 giri alla conclusione per il concorrente di testa. Si sta sgranando anche il gruppo degli immediati inseguitori con
Graziano Daddi, che ha preso una decina di metri di vantaggio nei confronti di Michele Calabretta, il quale ne ha altrettanti più o meno nei confronti di Vittorio Ottoni. C'è il terzo errore anche per Ivana Fella della Giovanni Scavo 2000. Vediamo se ora viene ancora alzata ulteriormente l'asticella, e temo sia rimasta in gara solo la portacolori della Santa Monica di Misano, Federica Benvenuti, che ha un personale di 1,53 ed ora dovrà superare. Quando passerà sul traguardo, Saverio Loria avrà 6 giri per concludere la sua gara. Saverio Loria della Voltan Tortellini di Martellago, mentre vediamo che è pronta per il primo tentativo Federica Benvenuti della Santa Monica di Misano. E senza indugi supera l'asticella, quindi prosegue la sua gara, ma mi pare sia in gara ancora anche Monica Buizza della Virtus Castenedolo, che già si è migliorata notevolmente con 1,42 ed ora è al primo tentativo a 1,45. Vediamo questo suo primo tentativo. Potrebbe anche starci. Mentre si avvicina al passaggio del terzo chilometro il battistrada di questa prima serie, Saverio Loria della Tortellini Voltan Martellago, quando passerà sul traguardo, ultimi 2 chilometri per lui. Ormai il suo vantaggio è superiore ai 100 metri, un vantaggio che dovrebbe permettergli di stare abbastanza tranquillo per la vittoria in questa prima serie, ma non è detto l'ultima parola, perché sta crescendo l'azione di Graziano Daddi dell'Atletica Pistoia. Alle spalle di Daddi ora si è portato in terza posizione Vittorio Ottoni e ha superato anche Calabretta. E riesce a superare anche 1,45 Monica Buizza della Virtus Castenedolo, che si migliora di ben 10 centimetri in questa gara. Notevole, 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 direi. Monica Buizza si siede esausta, chiaramente sta mettendo tutte le sue energie per il buon esito di questa gara, quindi si sale a 1,48. 2 atleti ancora in gara, con Federica Benvenuti della Santa Monica di Misano, che dimostra di avere qualche cartuccia in più da sparare, almeno fino a questo momento, e però una splendida Monica Buizza SF45 della Virtus Castenedolo, che si è portata da 1,35 a 1,45 in questa gara. 4 giri al termine per Saverio Loria, mentre si fa sempre più interessante la gara alle spalle di Loria. Purtroppo è in difficoltà Graziano Daddi, che sta per essere raggiunto da Vittorio Ottoni, la cui azione si fa sempre più interessante.
1,48 e va in pedana. Va in pedana Monica Buizza, che non so quante cartucce abbia ancora da sparare, ma non si può mai dire. Altro passaggio nei pressi del traguardo per Saverio Loria, che ha 3 giri al termine della gara. Vediamo alle sue spalle cosa sta succedendo. Ha ripreso Lena l'azione di Graziano Daddi, che continua a mantenere il suo vantaggio nei confronti di Vittorio Ottoni. Sembrava in difficoltà, ma ora si è ripreso Graziano Daddi. Vittorio Ottoni comunque sta aumentando il suo ritmo in questa fase finale. Ha iniziato l'ultimo chilometro intanto Saverio Loria in questo 5.000 che l'ha visto assoluto protagonista. Tortellini Voltan Martellago, la sua società. 2 giri alla conclusione quando transiterà nei pressi del traguardo, e rimane immutato il distacco tra il secondo e il terzo, tra quindi Graziano Daddi e Vittorio Ottoni, che Graziano Daddi ha superato una momentanea difficoltà. C'è il terzo tentativo che vedremo tra poco per Monica Buizza della Virtus Castenedolo. Due giri alla conclusione, poco più anche per Graziano Daddi e per Vittorio Ottoni. Alle spalle dei due si è formata una coppia di cui fa parte il numero 8 e 12 Roberto Cavanna e Lamberto Morosini, rispettivamente dell'Ambrosiana e della Giovanni Scavo 2000. Siamo alle ultime battute di questa prima serie dei metri 5000 con Saverio Loria, che è a 500 metri dalla conclusione, mentre c'è il terzo tentativo, eccolo in questo momento, di Monica Buizza, e non è proprio così, non era così impossibile ottenere questa misura, ma conclude qui la sua gara chiaramente soddisfatta, perché si è portata con un personale da 1,35 a 1,45, mentre ha iniziato l'ultimo giro Saverio Loria delle Tortellini Voltan Martellago, e alle sue spalle qualcosa si sta muovendo, perché sembra ancora un po' in difficoltà Graziano Daddi. Il suo vantaggio nei confronti di Vittorio Ottoni si è sensibilmente ridotto, ma si stanno facendo sotto anche gli immediati inseguitori Roberto Cavanna e Lamberto Morosini, che potrebbero creare dei problemi in questo ultimo giro ai due concorrenti inseguitori. Nessun problema invece per Graziano Loria, Saverio Loria, che sta per concludere la sua gara e si sta portando ora al termine, si sta portando sul ritirino finale. Eccolo l'arrivo di Saverio Loria tra gli applausi della tribuna, meritatissimi, perché ha dominato in lungo e in largo questa gara e viene a concludere tra l'altro con
un nuovo con il primato personale, non aveva un tempo di accredito, 17:40,62 per Loria. Vedremo come si concluderà. Non è più un duello, perché attenzione, perché si sta facendo vedere alle spalle anche Roberto Cavanna, alle spalle di Ottoni. Infatti sta superando in questo momento Ottoni e andrà ad insidiare probabilmente anche Graziano Daddi, che però ha un sussulto di orgoglio e finisce con un gran finale e quindi mantiene la seconda piazza. Quindi secondo Graziano Daddi, poi Roberto Cavanna, poi Vittorio Ottoni e poi Lamberto Morosini. Questo è l'ordine di arrivo dei primi atleti. Attenzione anche all'arrivo sta arrivando anche Bernard Eisenstecken, che supera sul traguardo proprio Dario Rapo. Eisenstecken è un M60, Dario Rapo è un M65, quindi evidentemente poi la classifica finale potrebbe essere rovesciata. Vediamo nell'alto la situazione, siamo a 1:51 ed è ancora in gara la sola, ora è veramente sola, Federica Benvenuti, Atletica Santa Monica Misano, a 2 centimetri dal personale. Sta tentando, ma ha già fallito un primo tentativo che non abbiamo seguito, e ora sta tentando per la seconda volta questa misura. Vediamo il secondo tentativo di Federica Benvenuti e riesce questa volta a superare 1:51. Ecco, quindi mandiamo uno spot pubblicitario e poi ritorniamo qui sul campo Armando Picchi di Jesolo per seguire la seconda serie dei metri 5000 e nel frattempo vediamo se potremo seguire anche il tentativo a 1:54 di Federica Benvenuti nell'alto. Via con lo spot pubblicitario. Siamo di nuovo con le immagini sulla pedana del salto in alto, dove c'è Federica Benvenuti che sta tentando il primato personale, il primato stagionale con 1:54. Eccolo il primo tentativo, non molto fortunato, ha superato al secondo tentativo la quota di 1:51, il suo primato stagionale è di 1:53, quindi c'è tutta la possibilità per l'atleta del Santa Monica di Misano Adriatico per riuscire a superare questa misura. Intanto vediamo che stanno entrando i concorrenti della seconda serie dei metri 5000 e andiamo a presentarle
presentarli ancora 2 tentativi per Federica Benvenuti sulla quota di 1,54 per nobilitare questa splendida gara che ha affrontato oggi qui sul campo Armando Picchi di Jesolo. Dicevo dei metri 5000, attenzione perché sta partendo il secondo tentativo, sta lanciando la rincorsa l'atleta romagnola e fallisce di un soffio, ancora un tentativo per lei, quindi vediamo, speriamo che riesca a superare questa quota. Andiamo a vedere la composizione della seconda serie dei metri 5000. Maurizio Gentile della Fratellanza 1874 con 16,53,47, Mario Farina della Daini Karate Brianza con 17,27,24, Domenico Lofaro dilettantistica puntese della Punta di Catania con 16,22,42 di personale, Fabrizio Micheletto della Master Atletica con 16,40,99, Martin Eckert della Sport Club Merano 17,51,15, Francesco Zane della Tortellini Voltanna Martellago 17,44,48, Andrea Lucchetti dell'Athlon Bastia con 15,51,45, Moreno Martinini della Olimpia Amatori Rimini con 16,42,45, Alessandro Eccheli della Quercia Trentingrana con 16,56,90, e poi ancora Severino Panducci Panduccio della Msicora Cagliari con 16,24,40, Mauro Michelis della Trieste Atletica con 17,46,41, Said Budalia che è fuori quota vorrei dire con 14,21,77, Daniele Baranzini con Roadrunners Club Milano con 16,24,94, Edi Turco della Virtus Castenedro con 16,39,22, Andrea Scarpa, mentre vediamo che Federica Benvenuti è al terzo tentativo, non riesce ma riceve ugualmente gli applausi della tribuna per questa sua azione. Andrea Scarpa, dicevo, Biotecna Marconi 17,30, Luigi Zevini della Roma Atletica con 17,21,83, Gianfranco Belluomo Puntese di Catania con 17,27, Giuseppe Gamberale della Daini Karate Brianza con 16,19,85, Alexander Kruselburger del Südtirol Team Club con 17,16,87. Questo l'elenco completo dei concorrenti che partiranno tra poco, mentre abbiamo il risultato ufficiale del lungo master vinti da Gianni Beccatti da Olimpia Amatori Rimini, la misura 6,44, 100 punti davanti a Vittorio Silvello della Tortellini Voltan Martellago 99 punti, 5,47 la misura, Alberto Tiffi della Athlon Bastia con 6,03, 97 punti, 5. Questa è la classifica ufficiale del lungo maschile, qualche istante prima della partenza dei metri 5000. Partita la seconda serie dei metri 5000. Andrea Lucchetti dell'Athlon Bastia si porta a far l'andatura davanti al numero 22, che si tratta di Fabrizio Micheletto della Master Atletica, e poi Said Budalia in terza posizione, che sta facendo una gara tranquilla per il momento.
allunga decisamente Lucchetti, personale di 15,51, gli si accoda ora Said Budalia, che evidentemente non ha intenzione di spendere più di tanto in questa gara, perché data la sua caratura avrebbe dovuto essere già abbondantemente al comando della gara. Coppia di testa quindi Lucchetti, Andrea Lucchetti, Atron Bastia M35, Said Budalia M45, Biotecna Marconna. Alle spalle dei due sta guidando l'inseguimento Giuseppe Gamberale, ma il gruppo è ancora, ora si è portato il 26 Moreno Martinini dell'Olimpia Amatori Rimini in terza posizione, quindi a guidare il gruppo degli inseguitori, gruppo che comunque vede sempre al comando con un vantaggio di una decina di metri la coppia di testa Lucchetti e Budalia. Ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro ed è sempre Andrea Lucchetti che con una manciata di metri di vantaggio sta guidando la gara davanti a Said Budalia. Ora si è portato Gentile, Giuseppe Gentile, Maurizio Gentile, scusa, Giuseppe Gentile era un altro atleta, reminiscenze del passato. Giuseppe Gentile, triplista mitico. Maurizio Gentile della Fratellanza 1874 sta guidando l'inseguimento, ma ora ha rotto gli indugi Said Budalia e se ne sta andando solitario. Chiaramente la caratura dell'atleta è diversa rispetto a tutti gli altri concorrenti in gara, ha sonnecchiato fino a questo momento ed ora se ne sta andando. Allora questa è la situazione, Budalia al comando con ormai una trentina di metri di vantaggio nei confronti di Andrea Lucchetti, poi Moreno Martinini, ma ora si è portato al terzo posto proprio Maurizio Gentile. Non c'è storia ovviamente per la vittoria in questa serie.
Passaggio al secondo chilometro di Said Budalia in 6:11. In seconda posizione c'è sempre Andrea Lucchetti, che però potrebbe essere insidiato dalla coppia degli seguitori, che ora è guidato da Daniele Baranzini della Roadrunners Club Milano. Sta crescendo Baranzini e si sta trascinando anche Moreno Martinini della Amatori Rimini. Non c'è storia ovviamente per la vittoria, perché vediamo che ormai Said Budalia ha accumulato quasi 200 metri di vantaggio nei confronti, anzi ora accenna a rallentare perché evidentemente sta seguendo un suo programma ben definito. Invece c'è storia per le posizioni di rincalzo, perché nel frattempo Andrea Lucchetti è stato raggiunto da Daniele Baranzini e da Moreno Martinini. Ora c'è un terzetto di inseguitori. Sei giri alla conclusione per Budalia. Il prossimo passaggio sarà quello del terzo chilometro. Il terzetto degli inseguitori, che è sempre guidato da Andrea Lucchetti, ma sono lì insieme a lui gli altri due, Baranzini e Martinini. Anzi, ora Baranzini accenna a passare per tenere alto il ritmo, anche perché alle loro spalle sta incalzando un quartetto che per il momento è guidato da Maurizio Gentile della Fratellanza 1874. Insieme a lui c'è anche Edi Turco della Virtus Castenedolo. Ora iniziano i doppiaggi per Said Budalia. Terzo chilometro in 9:14, 3:03, l'ultimo chilometro percorso da Said Budalia, quindi aumentata sensibilmente l'andatura rispetto all'inizio. E quella che vediamo al centro del campo è la premiazione della gara di salto in lungo, con il terzo posto di Alberto Tiffi dell'Altron Bastia, secondo di Vittorio Silvello della Tortellini Voltanna Martellago, e la vittoria di Gianni Beccatti della Olimpia Amatori Rimini, che porta così altro fieno in cascina per la conquista del titolo di campioni italiani, visto che stanno guidando la classifica provvisoria, guidavano la classifica provvisoria dopo la prima giornata. Sempre solitario si fa per dire, perché ora sta affrontando anche molti doppiaggi Said Budalia, mentre alle sue spalle qualcosa sta succedendo, perché si è portato solitario Daniele Baranzini, che ha staccato la coppia formata da Lucchetti e Martinini. C'è un accenno di reazione da parte di Andrea Lucchetti. Baranzini ha preso una decina di metri di vantaggio nei confronti di questa coppia di inseguitori. Alle spalle di questi vediamo che il quartetto degli immediati inseguitori, che è a circa una ventina di metri di distacco dalla coppia, è guidato da Edi Turco della Virtus Castenedolo. Ora
mentre quando passerà sul traguardo Said Budalia, a Said Budalia mancheranno solo 3 giri al termine. Nel disco intanto stanno iniziando i lanci del secondo gruppo, disco femminile, ancora non sono iniziati, siamo ai lanci di prova. Mentre Said Budalia si avvicina al passaggio del quarto chilometro, una gara che finirà poco sopra i 15 minuti, anzi abbastanza, perché intorno ai 15:30 fino ai 15:20, 15:30, troppo lenta la fase di avvio. Ecco il passaggio al quarto chilometro in 12:19, quindi una presunta tempo finale intorno ai 15:20, 15:25, forse qualcosa sotto se Budalia deciderà di cambiare l'andatura. Sempre Baranzini in seconda posizione con il vantaggio che va aumentando. Poi al terzo posto vediamo che si è ora portato Moreno Martinini dell'Amatori Rimini. Eccolo Budalia che quando passerà sul traguardo avrà 2 giri al termine, alle prese con i doppiaggi, quindi questo fa sì che l'andatura venga in qualche modo rallentata. Molto bene si sta comportando invece in gara Edi Turco, che ora si è portato in terza posizione, ha superato anche Andrea Lucchetti, mentre in quarta posizione Turco, mentre in terza c'è sempre Moreno Martinini e al secondo posto, ormai con un vantaggio abbastanza rassicurante, procede Daniele Baranzini della formazione del Roadrunners Club Milano. Eccolo, tra poco passerà nei pressi del traguardo e per lui mancheranno 2 giri alla conclusione. Reagisce ancora una reazione orgogliosa di Andrea Lucchetti. Abbiamo il risultato dei metri 3000 donne con la vittoria di Waltrud Egger, che va a doppiare quindi quella dei 1500 di ieri davanti a Maria Linda Ciotti e Liviana Piccolo, rispettivamente della Roma Atletica e del New Food Verona. Quindi questa è la classifica ufficiale per quanto riguarda le prime 3 dei metri 1500. Tutto questo quando a Budalia manca meno di un giro alla conclusione, sono gli ultimi 250 metri per lui, che ha dominato questa gara e non avevamo dubbi che l'avrebbe dominata, mentre molto bene si è comportato in questa gara e riesce a salvarsi dal doppiaggio. Daniele Baranzini della Roadrunners Club Milano, che è in seconda posizione, un personale di 16:24. Ecco l'arrivo di Budalia, che evidentemente ha aumentato l'andatura in questo ultimo chilometro, che è stato percorso intorno ai 3 minuti circa, e vince Budalia in 15:19:30. E questo era già scontato. Ormai è scontato anche la seconda posizione di Baranzini, è scontata, diciamo, la seconda posizione di Baranzini, mentre ancora più intraprendente si sta facendo l'azione di Edi Turco, che ora si è portato in terza posizione ed è appaiato a Moreno Martinini e sta lottando per la terza posizione con il portacolori delle Amatori Rimini. Edi Turco, il lombardo bresciano di Virtus Castenedolo, sta tentando ora ancora di allungare anche nei confronti di Martinini, mentre in pista c'è l'arrivo di Daniele Baranzini, che ha un singolare atteggiamento nel suo finale, si sta schiaffeggiando le cosce
per stimolarsi ancora di più ad ottenere il meglio, e infatti ottiene il primato. No, non è primato personale perché purtroppo il display si è fermato con un doppiato, probabilmente. Reagisce nel frattempo Martinini, che va a conquistare la terza piazza, reazione anche di Andrea Lucchetti, quarto, e poi il Eddie Turco. Arriva anche Maurizio Gentile della amatori della Fratellanza Modena, e ora via via tutti gli altri concorrenti che si apprestano a terminare la gara. Una gara che ha avuto senza ombra di dubbio un unico dominatore, che comunque ha potuto disporre a suo piacimento degli avversari, data la notevole differenza di caratura con gli avversari. E questa era la seconda serie dei metri 5000. Il programma ora prevede la disputa dei metri 800 donne, mentre è iniziata la seconda serie del disco femminile. Seconda serie, abbiamo visto il lancio di Daniela Rado dell'Atletica Ambrosiana. Ora in pedana c'è la numero 28, Pasqualina Bortolomiol della Ideal Door Libertas San Biagio. Non ha misura di accredito l'atleta trevisana. Nella pedana del triplo tanto stanno procedendo i salti. È un po' difficile districarsi, per la verità, con le varie pedane, con le varie serie pedane in questa cosa. Vedremo di seguire per quanto è possibile i prossimi salti nel triplo, ma continuiamo a inquadrare la pedana del disco, dove c'è il lancio di Anna Mascolo della Virtus Castenedolo, un personale di 21,57, nullo purtroppo questo suo lancio, e allora va in pedana Dalia Glinskiene della Roma Atletica, atleta di origine lituana, che ha un personale di 35,32 e lo dimostra tutto la sua bravura, perché evidenzia una tecnica che altre concorrenti in questa gara non hanno. Però purtroppo il suo lancio finisce fuori settore, quindi non viene misurato. Dopo Glinskiene c'è Paola Cavallo della Atletica dei Gelsi, un personale più contenuto per lei, 19,11, e dopo Paola Cavallo lancerà Lyubov Dopoljuk della Visnova, l'Atletica Visnova di Salerno, un atleta di origine ucraina, che è l'atleta che ha il miglior personale tra quelli in gara, 37,65. La vediamo che sta entrando in pedana in questo momento. Vediamo la sua tecnica, se sarà altrettanto valida di quella della Glinskiene. Anche qui una discreta tecnica, diciamo, non eccelsa, ma tanto le vale per riuscire a portarsi probabilmente al comando di questa gara, perché questo lancio sarà intorno ai 34 metri, vediamo se è così, 33,92 infatti per lei, 33,92. Ora è Barbara Bettella della Giovanni Scavo 2000, anche lei è un personale di 33 metri, quindi da tenere in considerazione anche Barbara Bettella, che è una SF 55.
un lancio poco al di sotto dei 30 metri per l'atleta romana. Vediamo se ce lo fanno. 28,42. Ora va in pedana Assunta Porcedda della futura Cagliari Solo Atletica. Quella che sta entrando in pedana con il completo rosso è Lucia Cugur dell'Atletica San Giovanni di Sassari. Vediamo il lancio dell'atleta sarda. Direi non male come tecnica, forse manca ancora un po' di finale. Mentre la prossima ad entrare in pedana sarà Waltraud Mattedi della Südtirol Team Club, che si presenta a questa gara con una misura di accredito di 36,35, quindi una delle atlete da tenere in considerazione. È una SF50, l'atleta altoatesina. E si presenta subito con un ottimo lancio, un ottimo primo lancio superiore ai 30 metri per Waltraud Mattedi. Vediamo la misura ufficiale. 33,47. Dovrebbe essere in seconda posizione Waltraud Mattedi, dietro alla Do Poliuk. Mentre al centro del campo c'è la premiazione dei metri 3000 femminili, con al terzo posto Liviana Piccolo dell'Insieme New Food Verona, che si presenta con tanto di mascotte, anche abbastanza ingombrante tra l'altro. Al secondo posto Maria Linda Ciotti della Roma Atletica, e la vittoria va a Waltraud Egger della Sport Club Merano con 12,18 e 38. Nel disco siamo passati al secondo turno di lancio e ci va Manuela Comite, nella Comite della Trieste Atletica. In pedana ora Rossana Tonini, Santa Monica di Misano. 24 metri e 07 il suo primato personale. Questo lancio per la verità sembra leggermente inferiore.
e invece andiamo a vedere il lancio di Cristina Mengoli, 20,97 quello di Tonini. Cristina Mengoli della Acquadela Bologna, che va al suo secondo lancio. Una struttura fisica notevole che andrebbe supportata forse da una tecnica che è sicuramente migliorabile, quindi sicuramente la vedremo nei prossimi anni, nei prossimi periodi a livelli più alti, l'atleta bolognese. Vediamo il lancio di Giuliana Luisetto della Insieme New Food Verona, 17,50 di personale. Non molto lontana dal personale Giuliana Luisetto. Va Daniela Rado, Atletica Ambrosiana, solo il cognome dovrebbe garantire il risultato, vediamo se è così. Discreto il suo lancio. Daniela Rado, SF 50 dell'Atletica Ambrosiana. (21,77 per Daniela Rado). Pasqualina Bortolomiol, Ideal D'Or, Libertà San Biagio. Lancio da fermo per lei. Dopo Bortolomiol c'è Anna Mascolo della Virtus Castenedro. Un lancio poco sotto i 20 metri per Anna Mascolo. E la pedana ora è per Dalia Glinskiene di Roma Atletica, atleta di origine lituana, e questa volta le riesce sicuramente meglio il lancio, che è superiore ai 30 metri, intorno ai 32 metri probabilmente. (33,04) per la Glinskiene, che quindi si piazza alla terza posizione. Va ora Paola Cavallo dell'Atletica dei Gelsi. Cavallo 16,14, mentre va in pedana Lyubov Dovopoliuk dell'Atletica Visnova, che ha un 37,65, il miglior personale fra le atlete in gara. Valido il lancio della Dovopoliuk, 33,92 in precedenza, dovrebbe essere intorno a quelle misure ancora anche in questo lancio, forse qualcosina di più. Vedremo se (34,29), infatti si migliora l'atleta in forza. Barbara Vettella, 28,42 in precedenza, ambirebbe a superare i 30 metri, vediamo se ce la fa. Non ce la fa, ma potrebbe avere
migliorato qualcosina la sua prima misura. 28,56, quindi c'è un leggero miglioramento per lei. Turno di Assunta Porcedda, mentre stiamo inquadrando la gara del peso maschile, che però non è ancora iniziata, siamo ancora ai lanci di prova. Abbiamo il risultato ufficiale della gara di salto in alto femminile, con la vittoria di Ingeborg Zorzi dello Sport Club Merano 1,18, 100 punti, Sandra Dini seconda con 1,33, 99 punti, e poi Lucia Giulia Perugini della SF Macerata con 0,95, una SF 75. Tra poco avremo anche questa premiazione. Valtraud Mattedi della Südtirol Team Club in pedana ora 33,47 nel lancio precedente. Un disco che si impenna purtroppo e quindi non gli consente di filare bene nell'aria, e quindi inferiore sicuramente al lancio precedente, intorno ai 30-31 metri questo lancio dell'atleta altoatesina. 32,02. Anna Liliana Perucca dell'atletica canavesana, (19 15,94 per Perucca), e conclude Sandra Dini, che oltre ad essere arrivata seconda nell'alto è impegnata anche nel disco per la sua società, la atletica Sandro Calvesi di Aosta. Un lancio poco sotto i 20 metri, intorno ai 17-18 metri. Di 15,82, quindi si va ad iniziare il terzo turno di lanci con Manuela Comite o Comite della Trieste Atletica. Siamo sempre nel getto del peso, mentre in pedana nel triplo vediamo chi ci va ora. Numero 20, triplo donne, Laura Bailash dell'atletica Varazze. Mentre nella pedana del disco abbiamo visto il lancio della Rossana Tonini della Santa Monica di Misano, 21,85 il suo lancio.